da un notaio a formare questa associazione e oggi siamo a raccontare la 15ª edizione. Presenteremo le famiglie durante il loro rientro alla postazione di partenza. Come di consueto sanno gli appassionati, si corre contro luce per chi fotografa e anche per chi osserva la prima parte delle esibizioni. E tutto questo mix di musica moderna che il nostro Sergio ci ha fatto gustare prima della partenza, adesso vediamo che le famiglie e i partecipanti fanno retromarcia e le presenteremo quando passeremo davanti al parco. Abbiamo alcune conosciute in genere, alcuni dinuenti di questa 15ª edizione, fanno il loro esordio a Europa alcune formazioni, provengono da zone della Sardegna, diciamo vergini per questo tipo di manifestazioni, ma tante le conoscenze di incontri che si seguono nelle varie competizioni sono nascite anche nei paesi d'Europa dove finora non si era avvicinati a questo tipo di spettacolo acrobatico che affonda nella storia della difficilmente anche paesi quali Monserrato. Attendiamo il rientro per presentare le storie che quest'anno sono state partecipanti. Adesso quella seconda partita di Europa per quest'anno abbiamo parlato anche solo per tutti i italiani di Sant'Andrea Crisi, che non hanno fatto mancare la loro presenza. Mentre abbiamo come consuetudine le due famiglie bonnesi e quest'anno le due famiglie di Passata. Un altro giorno per la seconda formazione Passata. Possiamo rientrare. Monserrato con la giubba che si può osservare anche la processione di Sant'Elpisio, poi abbiamo Bonorba, Simari
proseguiamo con Chiesi e Torgali. Daremo naturalmente qualche ragguaglio ulteriore. 4 Cristiano Mazzoni, Marco Sotti, Alessandro Currelli. Qualche partita che si deve prendere con comodo in questa vicenda. E chiudiamo. Questa girata di Alessandro Currelli è l'unica partita della quale non abbiamo potuto raccogliere vedremo i numeri che la prima volta per Falqui e i fratelli Regaglia parillano insieme da alcuni anni e partecipano puntualmente da 4 anni alla rassegna che si tiene a Pattano. Verticale ben tenuta lungo la parte centrale del percorso, finalmente consideriamo la linea dell'ambulante, realmente la fine dell'esibizione, della Sugara che dà il via all'esibizione. Scusate se è stata una... era un 33 però no, scusate, si è un po' imbrogliato. Siamo con un centrale girato, vede prima del segnale dato per la via del numero, il centrale girato, Torre Montici, tra gli altri due con sicurezza viene recuperato, a sedere, Torre Montici, 26
26 anni che ecco una doppia verticale con qualche difficoltà, è una pariglia questa che privilegia i numeri composti, anche i numeri a 5 cavalieri a 3 cavalli, una doppia verticale ben partita. Centrale, lo stesso numero della parità delle Iene di Milano, dunque gli appassionati possono iniziare a fare dei raffronti con Orba col centrale girato. È risolto con un pistolone di Andrea Diaz, il ricordo assente solo per anni da questa manifestazione. Chiesi che termina un po' prima il numero della ideale di Vigna di chiusura. Allora adesso è il turno. Ma infatti il numero tenuto allora cerchiamo di sponsor Kiron Studio che gioca mutui e prestiti personali, sede angolo ma con tradizione no! Grazie a Marondi. Stefano Vasca, Stefano Vasca. Figura formata da subito, velocità non tanto eccelsa, si tiene la figura a piedi portanti, un po' di tensione nel continuo che si arrampica, ma va bene.
Franco Lepori, il centrale, soprannominato Gigi Sanna per la sua somiglianza col leader degli Stentales. Ponte volante con unica pecca, diciamolo, posso dirlo perché non devo votare, non influenzano i giudici, la velocità lasciava palle, doppia fune, si tiene purtroppo un tentativo riuscito all'inizio. Naturalmente il maggiore laterale in piedi con un piccolo sbandamento, si riprende, la Paiglia si tiene oltre la linea di chiusura. Un ponte, propongono il ponte. Questo ragazzo di Monferrato che poi è un Cagliaritano e riescono a formare questo ponte volante. Persi a Voda nel 2005, primi a Piesi nel 2005 e anche il loro centrale girato. Una piccola variazione nel programma anche per loro. Ricordiamo che Andrea De Ias, il protagonista della caduta nella difesa precedente, il numero della fune, una bella velocità, un'ottima compostezza e mi spreco ancora di più perché è una pariglia di single, dunque attenzione, tutti e tre sono single, mi hanno chiesto di una figura che loro chiamano piramide volante. I vari enti territoriali che contribuiscono in varia misura alla riuscita della manifestazione, dunque la provincia di Nuoro, il BIN, il consorzio del bacino imbrifero Momente, Marras Graniti, Bar Contromano, Villara Mura, Fulvio Sori, Fissi in Alluminio, Lotto Emanuela, Movimento Terra, la già ricordata bottega del Maniscalco, l'azienda Podesu Commercio Carni, Studio Chiron di Maria Grazia Marongiu che si occupa di mutui e prestiti personali, Alessandro Marongiu Pavesito, Lai Umberto, Verde Pubblico e Privato e il nuovo mensile La Sardegna Enigmistica, del quale una copia verrà data in omaggio a tutti i partecipanti, tutti i parigliani. Si rientra con Stefano Vacca, questa volta diamo il giusto cognome, Stefano Vacca, Ubaldo Sordo Tiziano Mazzoni, Pattara con Francesco Falqui e Fonni con Antonio Qualbu, Michele Nonne e Michele Coccollone, Dolianova con Antonio Locci, Franco Lepori, Luca Zuddas, Alberto Vargiu, Oristano, Leiene, Sergio Ledda, Tore Montigi, Bernardino Ecca, con un ponte ben tenuto, un bel numero da parte della Pariglia Votese. Si coglie l'attenzione dei neofiti sui loro volti, ma li vedremo in altri. Sì, centrale girato con un scampato pericolo
verticale volante per le Iene, la Fariglia di Oristano. Numero non riuscito, ma l'anno scorso ricordiamo un bel doppio ponte, compare tra l'altro nel manifesto. Ricordiamo che la prima volta che si conoscono, possiamo dire così, perché è stato un prestito dell'ultima ora per le Sinerpica Piercarlo Luciano, Cagliaritano puro sangue, dalla parlata inconfondibile che si è avvicinato con gli altri due compagni d'avventura. Centrale verticale. Filippo, pensate. 3 su 3 con rete in bocca. Un ottimo ponte, compostissimo questa figura di Gianmario Bassu, Bastiano Meloni e Gianni Meloni, primi a Bonorva. Borgali con questo ponte volante.